Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, siamo quasi agli 8k, grazie veramente tanto, perché soprattutto grazie a voi che il mio canale continua a vivere. Allora, ci sono importanti aggiornamenti, diciamo la verità, per quanto riguarda Lukaku al Napoli. Perché secondo Repubblica, innanzitutto fermiamoci un attimo, perché in descrizione trovate il gruppo Telegram, sul gruppo Telegram trovate le notizie H24 del Napoli. Se volete vi potete unire, è gratis. Poi se vi volete anche abbonare al canale è gratis, all'abbonamento non è gratis, scusatemi. Potete supportare il canale da 99 centesimi se volete, se no basta l'iscrizione, ma mi raccomando il tasto like e il commento perché sono fondamentali. Detto questo, parentesi Lukaku, perché secondo Repubblica, e vi cito anche la fonte, Romelu Lukaku sarebbe ad un passo dal Napoli, questo anche senza la vendita di Victor Osimhen, ma come ci ha fatto capire Antonio Conte nella sede di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Osimhen ha già un accordo con qualche club, con qualche squadra, già c'è, quindi si aspetta solo l'apertura del calciomercato per poter vendere Victor Osimhen. Conte è stato chiaro, io qui non potevo mettere un veto perché c'erano già accordi prima che io arrivassi sulla panchina del Napoli. Quindi ecco, i soldi per Lukaku ci sono, ragazzi, non state a credere a quelli che vi dicono no, è impossibile, Lukaku non può venire perché se non vendi prima Osimhen verrà venduto comunque, anche se non dovesse arrivare Lukaku. Diciamo le cose come stanno. Che sia poi un altro attaccante, Gyökeres o Dovbyk, quel che sia, comunque il Napoli deve comunque prendere un nuovo attaccante. Comunque, stavamo dicendo, andiamo a vedere cosa scrive Repubblica e vi cito proprio quello che c'è scritto su Repubblica, che dice: Romelu Lukaku si avvicina al Napoli, è la prima scelta di Antonio Conte, De Laurentiis e Manna sono al lavoro per accontentarlo. Lukaku ha aperto al Napoli, tornare a lavorare con il tecnico leccese, il miglior allenatore mai avuto, ha detto poco tempo fa. Se non erro l'ha detto in un'intervista quando era nel ritiro con il Belgio, quindi in questi giorni è stata fatta questa intervista, è stata rilasciata e lui ha detto: io con Antonio Conte ho avuto un rapporto meraviglioso ed è il miglior allenatore che io abbia mai avuto. È spuntato anche il like di Romelu Lukaku in questi giorni, se non ero proprio sulla presentazione, sì, sulla presentazione del Napoli ad Antonio Conte, sulla foto ufficiale. Lo conosciamo tutti il feeling che c'è fra i due ragazzi, quindi lo sapete anche voi, è un indizio di mercato vero e proprio. Comunque continuiamo a leggere l'articolo di Repubblica e dice: il Chelsea è disposto a cederlo a titolo definitivo. L'accordo sarebbe stato già trovato per circa 30 milioni di euro, con uno sconto rispetto ai 38 milioni richiesti da parte del Chelsea. Naturalmente anche il Chelsea ha bisogno di far cassa, ragazzi, non per qualcosa, ma il Chelsea ogni anno spende un sacco di soldi, poi a finale non riesce mai a vincere nulla, anzi quest'anno se non erano nemmeno in Conference League, in una parte di stagione ha lottato per la retrocessione, con tutto che aveva speso non so quanti milioni sul mercato. Se non spendi i soldi nella maniera giusta, ragazzi, poi finisci così, come è stato il Napoli l'anno scorso, non avendo preso un grande allenatore per il dopo scudetto e affidandosi a Rudy Garcia che non era il profilo ideale del Napoli e già lo sappiamo, già l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito. Comunque vorrei fare un attimo i complimenti a Calzona, perché zitto zitto si è salvato con la sua Slovacchia, si va a giocare agli ottavi e quindi bisogna fare anche i complimenti all'ex mister del Napoli che, arrivato in un momento tragico, non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, però il buon Calzona ha fatto vedere anche cose buone con la nazionale slovacca. Comunque, andiamo avanti. Lukaku sarebbe l'erede di Victor Osimhen, operazione da definire in ogni dettaglio, ma la strada è già tracciata. Proprio il Chelsea è interessato ad Osimhen, ci sono anche il Paris Saint-Germain e altre squadre di Premier League. De Laurentiis sta facendo di tutto per soddisfare Antonio Conte.
Attenzione però, dice Repubblica, Lukaku ha ricevuto offerte dall'Arabia Saudita, ma la proposta del Napoli lo intriga e non poco ed è orientato ad accettarla. E ragazzi, io più di questo non so cosa dirvi. Questa notizia è uscita alle 11:50, Repubblica è uscito questa mattina, però diciamoci la verità, poi è stata postata sul Napoli Hub che era mezzogiorno alle 11:50. Però ecco, Lukaku è il vero obiettivo di calciomercato del Napoli, non nascondiamoci dietro a un dito, perché poi è impossibile nascondersi dietro a un dito, ragazzi, lo sappiamo tutti. Il Napoli deve prendere un attaccante, Osimhen andrà via, Osimhen andrà via. Qualcuno mi dice ma Lukaku però non sta facendo bene nemmeno con la nazionale, ma io non so se avete visto le ultime partite, i gol annullati a Lukaku per i mini fuorigiochi, perché il compagno gliela tocca di mano. Ecco, diciamoci la verità però, guardiamoci in faccia, diciamo le cose come stanno. Se Lukaku dovesse venire a Napoli, il Napoli fa un investimento grosso, perché sono 30 milioni, non sono pochi. È vero che il Chelsea ne chiedeva 38. Staremo a vedere se Osimhen sarà nell'affare, quindi questi 130 milioni non li vedrai, andrai a scalare, ne vedrai 70-80. Staremo a vedere se il Napoli accetterà questa offerta. Osimhen comunque vada, deve andare via per forza, ragazzi, perché non puoi sostenere un ingaggio a 10 milioni a stagione, sono troppi, lo abbiamo saputo subito, appena Osimhen ha firmato il contratto di rinnovo e tutti quanti ci siamo guardati e abbiamo detto ragazzi, Osimhen non resterà a Napoli, 10 milioni a stagione non è possibile, quindi non si farà. È stato fatto un rinnovo di contratto al rialzo naturalmente per poterlo vendere, per inserire questa benedetta clausola rescissoria. Questi 130 milioni ad oggi non sono ancora arrivati al Napoli, nessuno è intenzionato a pagare 130 milioni per un giocatore che nella passata stagione non ha fatto benissimo, infortuni, allenatori cambiati, mentalità non vincente della squadra, quindi staremo a vedere. Lukaku non è giovanissimo, anche questo è vero, però è in linea con quello che vuole Antonio Conte, i giocatori pronti a spaccare la partita. Però come stavo dicendo, guardiamoci negli occhi e Lukaku è fuori forma. Qui nessuno lo mette in dubbio. Lukaku è fuori forma e se dovesse venire a Napoli minimo deve perdere 5-6 kg. 5-6 kg li puoi perdere, questo non è nessun problema. Conte sappiamo le preparazioni atletiche di Conte come sono impostate questi allenamenti di Antonio Conte e quindi potrebbe essere anche lì una scintilla nel cervello di Lukaku da fargli scattare e dice oh, devo andare nel Napoli, devo andare da Conte, quindi io mi devo mettere lì, mi devo dimagrire, mi devo fare la mia preparazione fatta bene e quindi è giusto che il Napoli faccia però le sue valutazioni. Ti conviene prendere un giocatore di 31 anni o un ragazzo, scusatemi, di 31 anni o conviene andare a prendere un giovane emergente? E questa è la grande incognita secondo me del calciomercato del Napoli, prendere giocatori finiti o nuove promesse. Perché vi parlo di nuove promesse? Perché Antonio Conte quest'oggi ha rilasciato delle dichiarazioni a ESPN Brasil. La domanda era sull'interessamento del Napoli per Wesley Gassova e dice Antonio Conte, in fase di mercato diventa sempre difficile parlare di nomi, basta dirlo e si alza il prezzo. Il famoso gioco, alza il prezzo perché sono in trattativa con, sapete no, lo vuole fare anche il Torino con Buongiorno. C'è il nostro DS Manna che monitora la situazione in Sud America, c'è qualche ragazzo interessante che stiamo monitorando. Io non so se sia questo Gassova che da come si parla ragazzi dice che sia un buonissimo giocatore, gioca nel Corinthians classe 2005, staremo a vedere. Io comunque si può solo dire in questo momento che Lukaku è un passo dal Napoli. Che sia vero o no, la fonte è Repubblica, quindi se volete passate su Repubblica, andatevi a leggere l'articolo completo perché poi non penso che sia stato inserito tutto l'articolo sul Napoli Hub per via dei caratteri e altre cose, penso che hanno fatto un riassunto di quello che ha scritto Repubblica. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti ragazzi, noi ci vediamo più tardi perché ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Ieri c'è stato quel famoso incontro fra il Napoli
Mamuka, Kvara, c'era De Laurentiis, c'era Manna. Staremo un pochino a vedere. Detto questo, vi ricordo di lasciare il tasto like e di commentare, perché il like e il commento sono fondamentali, e se vi va vi iscrivete al canale. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao!